Esperti in digital transformation, cyber security e manager ambientali sono tra le figure più richieste nelle professioni del futuro. Emerge dalla ricerca voluta da Confindustria Veneto e condotta da Fondazione Nord-Est su circa 1100 imprese in 8 settori particolarmente significativi per il tessuto produttivo veneto. Il 70% di queste dichiara di aver bisogno di assumere nuove competenze. L'esigenza è nata in primis dalle nostre imprese e dagli ITS veneti che da tempo sollecitavano questa indagine per raccordare il più possibile quello che è l'offerta formativa e le esigenze delle imprese. Che hanno un'elevata consapevolezza dell'impatto nei prossimi anni di digitalizzazione, industria 4.0, sostenibilità, trend destinati a consolidarsi che richiedono nuove competenze e pongono al centro della scena la formazione terziaria attraverso gli ITS. L'obiettivo per la nostra amministrazione è di un raddoppio degli iscritti per poter dare proprio le risposte che le imprese chiedono e questo è un momento anche particolarmente favorevole perché siamo esattamente nel momento in cui si dovrà definire puntualmente la programmazione europea delle regioni 21-27. Questo studio ci aiuta ad indirizzare le nostre scelte e anche a posizionare gli ITS come protagonisti della filiera formativa dell'alta formazione. Un partner fondamentale per le imprese che non riguarda solamente i più giovani. Abbiamo casi, ma moltissimi casi, di persone mature che hanno deciso di riprendere la propria attività curricolare, formativa, per ricollocarsi in settori diversi e in 2 anni sono riusciti a cambiare o a riproporsi nel mercato del lavoro assumendo immediatamente contratti a tempo indeterminato.